succede? Allora, noi abbiamo pensato di mandare al Consiglio dei Ministri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tutti gli atti ufficiali che sono stati fatti da questo popolo e dalle sue istituzioni per dichiarare il nostro anche il referendum, questo territorio è disponibile ad essere individuato come sito unico per il depositorio nucleare. E quindi ecco, abbiamo messo tutto qua dentro con una lettera di accompagnamento che vi possiamo lasciare anche in copia ridotta, diciamo ridotta nel senso ridotta come immagine, non ridotta come testo, il testo è tutto uguale. In cui spieghiamo quali sono i nostri motivi, quali sono i documenti che stiamo mandando. Abbiamo aggiunto adesso, in questo momento, l'ultimo ordine del giorno che hanno approvato ieri sera al Consiglio regionale, del quale non abbiamo la pubblicazione perché non è stata fatta ancora nel Buras della regione, però abbiamo, diciamo così, il testo è ciò che mi è stato mandato addirittura dalla Presidenza Solinas, insomma, che aveva a disposizione soltanto questo e questo abbiamo allegato. Quindi vogliamo che il Consiglio dei Ministri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministri prendano atto, insomma, di quello che è stato il volere espresso da questo popolo. Se davvero si intende rispettare il parere della gente di chi è nel territorio, allora ne devono prendere atto.